La terribile descrizione dell'inferno e del purgatorio fatta dalla dottoressa Gloria Polo. Salve a tutti carissimi, oggi voglio tornare a parlarvi della vicenda straordinaria vissuta da una dottoressa colombiana di Bogotà di nome Gloria Polo. Questa dottoressa era ed è anche una bravissima dentista, tra l'altro, docente anche universitario presso l'Università di Bogotà. Era sempre appartenuta, insomma, da sempre a una famiglia che era stata molto cattolica, le aveva dato un'educazione cattolica. In particolare la mamma di questa dottoressa era molto praticante, molto fervorosa, una santa donna di preghiera. E solo che subito dopo aver fatto la prima comunione, poco prima dell'adolescenza, come tutti gli adolescenti, insomma anche Gloria Polo si era un po' allontanata dalla frequentazione della Santa Messa, un po' dai sacramenti, un po' come capita a molte persone, diciamo, soprattutto quando si è molto giovani. E credeva di vivere una vita senza in qualche modo fare nulla di male che potesse in qualche modo offendere il Signore. Si riteneva una buona cattolica pur non essendo praticante e pur essendo quindi lontana dai sacramenti. Un giorno però, come ho già detto nel precedente video, questa dottoressa ebbe un bruttissimo incidente, fu vittima di una calamità naturale perché mentre si recava presso l'Università di Bogotà, presso la biblioteca di facoltà, insieme a un suo adorato nipote molto cattolico e praticante, la dottoressa si trovava sotto un ombrello per ripararsi dalla pioggia battente di quel giorno, un vero e proprio diluvio universale, e si trovava sotto un unico ombrello insieme al suo adorato nipote quando all'improvviso un fulmine colpì entrambi ed il nipote della dottoressa morì, mentre la dottoressa sopravvisse per qualche ora e poi morì anch'ella. Abbiamo già parlato nel precedente video di quello che vide la dottoressa subito dopo la morte, quando si trovò alle soglie, alle porte del paradiso, dove vide entrare il nipote e con un viso radioso, ehm, e un paradiso, queste porte del paradiso che vengono descritte dalla dottoressa, ecco, come circondate da un giardino bellissimo con due alberi favolosi che non sa descrivere, eccetera, eccetera. Adesso parliamo di quello che accadde quando la dottoressa a un certo punto udì la voce del marito che la richiamava in qualche modo sulla terra per invitandola a non lasciarsi andare, a combattere per vivere, pensando anche al bene dei suoi figli che avevano comunque bisogno di una madre, essendo ancora abbastanza piccoli. E quindi la dottoressa, ecco, aveva cercato di farsi forza e di lottare con tutte le sue forze per non permanere in quello stato di morte, ed aveva ripreso per un certo periodo di tempo conoscenza, ma le sue ferite erano talmente gravi che il suo corpo a un certo punto, durante un'anestesia, perse di nuovo i sensi, e questa volta definitivamente, anche perché il corpo della dottoressa a causa del fulmine era quasi totalmente carbonizzato, erano carbonizzati soprattutto gli organi vitali, per cui non c'era più nulla da fare.
Ed ecco che per la dottoressa inizia una seconda esperienza in questo al di là, molto traumatica, a differenza di quella precedente, dove aveva accompagnato il nipote alle porte del paradiso, che aveva descritto come un luogo meraviglioso. Quando a un certo punto lei muore per la seconda volta, precipita in una voragine e vede prima il purgatorio e le tremende sofferenze delle anime purganti e poi l'inferno, e si rende conto di essere stata condannata dalla divina giustizia all'inferno. Vediamo adesso il racconto che viene fatto da Gloria Polo circa questa sua esperienza del mondo dell'aldilà. Scrive la dottoressa: come ho detto, mentre mi stavano facendo l'anestesia, uscii dal mio corpo. Fu un momento tremendo, perché vidi spuntare dalla parete della sala operatoria un gran numero di persone apparentemente normali, ma con uno sguardo terribilmente carico di odio. Che sguardo spaventoso, fratelli! Quando li guardai, mi resi conto con orrore che erano tutti i peccati che commisi successivamente alla mia ultima confessione sacramentale, avvenuta quando io avevo 13 anni. Se considerate che avevo 36 anni, quando mi capitò quell'incidente, venni colpita da quel fulmine e mi ritrovai fuori dal mio corpo, intuite facilmente in che stato peccaminoso si trovasse la mia anima. Finalmente vidi che i demoni esistevano veramente e che stavano venendo a cercare proprio me, venivano a presentarmi il conto, poiché avevo accettato le loro offerte di peccato. Queste offerte avevano un costo, naturalmente, e bisognava pagarle. La moneta del pagamento era la mia anima. La principale menzogna del demonio fu proprio quella di farmi credere nella sua inesistenza. Questa è infatti la sua migliore strategia per poter lavorare a suo piacimento con noi e contro di noi. Che spavento e che terrore quando mi vidi quasi accerchiata. In quel momento la mia struttura mentale scientista, che tanto mi ingannò in vita, non mi servì a niente. Scappai qua e là nella stanza e cercai anche di rientrare nel mio corpo, ma non vi riuscii e il mio terrore aumentava sempre di più. Fuggii velocemente nella speranza di potermi nascondere tra le corsie dell'ospedale, e tanto era il terrore che non mi accorsi di aver attraversato la parete della sala operatoria. Quando mi ritrovai di là da essa, precipitai nel vuoto e mi ritrovai a passare dalla luce a un abisso tenebroso. Nel precipitare vidi intorno a me come dei carceri, delle nicchiette, delle cellette, simili a quelle degli alveari, e ve n'erano un'infinità. Vidi labirinti e incroci, c'erano migliaia e migliaia di persone. Non riesco a descrivervi esattamente ciò che vidi, poiché il tutto supera le mie capacità cerebrali. Quello che vi racconto è il poco che sono stata in grado di comprendere. Infatti, nonostante io abbia un alto quoziente intellettivo, non dispongo di una immagine precisa che possa descrivervi esattamente ciò che vidi. Nelle cellette poste in alto vi era un numero sterminato di persone, illuminate da una luce sfolgorante, che indossavano degli abiti di luce bellissimi e splendenti come dei soli. Queste persone erano talmente luminose e brillanti che non riuscii a vederne il volto. Erano così gioiose e felici nel pregare e glorificare Dio. Io non ebbi la grazia di vedere di cosa si stesse beando la loro vista,
Mi fu però elargita un'intelligenza superiore a quella umana, che illuminò la mia anima su ciò che dovevo sapere. In virtù di tale intelligenza compresi che la veste splendente di quelle anime era l'Eucaristia. Riuscite a immaginare la mia gioia quando scorsi qui la mia mamma, defunta da alcuni anni. Anche lei era rivestita dell'agnello, cioè di tutte le Eucaristie santamente ricevute nella sua vita. Ed era meravigliosa. Mia madre sulla terra fu sì una donna priva di studi ed umile, ma era principalmente una donna eucaristica, adoratrice del Santissimo Sacramento e follemente innamorata del Signore, al punto da amare per lui anche i suoi nemici. Il primo di questi era suo marito, ubriacone, donnaiolo e maschilista. La mia mamma visse senza ribellione, ma con gioia, la fatica di allevare ben 7 figli. Io ero solita dirle: "Mamma, sei un'oca giuliva. Come puoi sentirti felice con la vita che ti ritrovi?" Non comprendevo che mia madre possedesse il tesoro più prezioso che si possa scoprire qui in terra, l'amore di Cristo nel cuore. Senza mai venire meno ai suoi doveri di moglie e di madre, riusciva a partecipare quotidianamente alla messa e aveva l'anima colma di pace e di amore. Non potei però fermarmi con la mia mamma, ma continuai la discesa verso zone progressivamente più tenebrose, nelle quali vidi, con mio immenso terrore, persone deformate dai loro stessi peccati. La superficie delle loro anime era completamente piena di bruciature e di fori deturpanti. Emanavano inoltre un orribile tanfo nauseabondo che saturava tutta l'aria. Io, che per tutta la vita ebbi un olfatto molto sensibile ai cattivi odori e che spendevo molti soldi in profumi costosissimi, mi accorsi con orrore che la puzza più spaventosa usciva da me. E ancora più terrorizzante fu vedere che i peccati che mi si erano presentati nella sala operatoria non erano fuori di me, ma abitavano in me. Mi vidi come un demonio, come una bestia orribile, così come mia madre era rivestita dell'agnello del Signore Gesù. Io ero rivestita della bestia ed ero avvolta da tutte queste cose vive che mi gridavano contro e mi deridevano.